Ok, perfetto. Partiamo? Poi tanto taglio tutto quanto. Stefano Casali. Classe 74, benvenuto a Verona, è una città che conosci molto molto bene, però insomma è sempre un'emozione essere qui in mezzo alla gente, alle voci, agli odori e ai profumi. Beh, qui è il mio cuore, io sono nato a pochi metri da qui, ho studiato nelle scuole di questo quartiere, Isotta Nogarola, Paolo Cagliari, Scipione Maffei, quindi insomma qui c'è il mio cuore, c'è la mia vita, c'è tutta la storia della mia formazione personale. Allora ecco, io partirei proprio anche da questo aspetto, un percorso di studi che l'ha portato ad essere avvocato con una vocazione per il bene comune, che è l'antica gezione della res publica. Qui era il foro romano della nostra città, ma in realtà quando studiavo io al liceo c'era una grande movimentazione degli studenti per la politica e quindi al liceo classico Scipione Maffei era pressoché normale impegnarsi in politica secondo le proprie idee. Piccolo retroscena, se vogliamo, sei stato capoclasse, avevi già dei ruoli, diciamo, di grande impegno all'interno della tua... Diciamo che con gli amici ci divertivamo a fare le liste per il rappresentante d'istituto. Sì, già all'epoca ero geneticamente modificato per le campagne elettorali, sì. Si avvertiva di questo talento. Stefano, parlo di te in terza persona, Stefano cresce, Stefano poi va all'università. Sì, vado all'università, mi laureo in giurisprudenza, materia che ho amato moltissimo, e poi dopo la laurea ho avuto la fortuna di entrare come praticante in uno studio di diritto penale qui a Verona e poi sono diventato avvocato e da molti anni ormai professo qui al Foro di Verona. Dal Foro di Verona al Foro Ideale, quello romano, abbiamo fatto una piccola carta d'identità che mi sembrava giusto fare nel sole di questo bel pomeriggio. Ora andiamo a parlare di cultura e chiaramente di politica, ci spostiamo in un altro bellissimo posto di questa nostra Verona. Da Dante ai giorni nostri è cambiata veramente tanto la politica, quale insegnamento anche del passato? Beh, non è tanto cambiata, nel senso che era molto litigiosa anche all'epoca, tant'è che Dante dovette fuggire in diverse e cercare asilo in diverse città comuni della penisola italiana, quindi insomma forse era anche più pericolosa all'epoca. Certo è che oggi la politica italiana non sta vivendo un bel periodo, insomma noi come Fratelli d'Italia siamo impegnati per un radicale cambiamento della politica del governo. Per quanto riguarda la Regione Veneto invece noi da alleati di Luca Zaia siamo pronti a continuare un'esperienza positiva vicina ai veneti, vicina al territorio e con una forte propensione a quelle che sono le nostre radici culturali, che poi è anche la nostra forza, e proprio dalle radici culturali del popolo veneto riusciremo a superare questa crisi molto molto pesante. Ogni muro, ogni parte di Verona è un appuntamento con la storia, bella o brutta. Assolutamente sì, nel settembre del 1882 l'Adige arrivò a questo livello, qui siamo a Santa Maria Antica, adiacente a Piazza dei Signori. Questo ci deve ricordare che ad ogni difficoltà i veronesi hanno sempre saputo reagire e si sono sempre rialzati, questo è un buon auspicio, insomma, siamo un popolo che non si piega con grande facilità. Noi passeggiamo ovviamente, però lo sguardo del Leon c'è sempre, perché l'abbiamo trovato in Piazza Erbe, lo troviamo qui in questa bandiera che tu conosci molto bene. Venezia, il tuo primo giorno di scuola, se vogliamo, quando è iniziata anche la tua esperienza da consigliere. Una grande emozione, 5 anni fa, noi siamo veneti e gli scaligeri, qui siamo sotto le arche scaligere, sono il 20% della popolazione del Veneto, 1 milione di abitanti su 5 milioni, quindi dobbiamo essere molto legati a Venezia, essere molto affezionati all'ente regione. Sappiamo che qui era terra serenissima, quindi insomma le radici veneziane e venete qui sono profonde, in realtà a Verona in terra scaligera abbiamo avuto tutte le stratificazioni storiche e io spero che il 20 e il 21 settembre i veronesi vadano numerosi a votare per rinnovare un ente che spero che sentano sempre più vicino, un ente che può dare molto al territorio e quando otterremo l'autonomia ancora di più l'ente regione, l'assemblea del Consiglio regionale potrà offrire grandi risposte e dare grandi soddisfazioni a un territorio che merita. Credo che le priorità della regione debbano essere dal 22 di settembre
tre in particolare: una sanità che regga ad eventuali contraccolpi del Covid, che speriamo non ci siano. Dobbiamo intervenire nel sociale, perché oggi ci sono sacche di disagio forti, veri, che non erano presenti, e bisogna anche andare a scovarle, perché ci sono molti concittadini che hanno una forma di disagio, di fastidio, di vergogna ad andare a chiedere aiuto. Io penso a un nostro anziano che ha lavorato 40 anni e non riesce ad arrivare a fine mese, e questo dice: ma ho sbagliato qualcosa io. Allora bisogna andare a aiutarlo, bisogna andare a trovarlo, bisogna essergli vicini, e poi bisogna investire sul lavoro. Abbiamo i cervelli in fuga da questo territorio straordinario. Noi investiamo e spendiamo grandissime risorse per formare i nostri concittadini preparati, e dopo devono lasciare questo territorio straordinario. Dobbiamo creare le condizioni perché il lavoro si sviluppi in Veneto, e credo che con l'autonomia anche su questo aspetto, su questo proposito, potremo dare risposte concrete. Stefano, al di là di quello che è una tua, diciamo, predilezione per il caffè, che è una delle cose più italiane che ci sia, questi rumori qua che per tanti mesi non li abbiamo più sentiti, è il mattoncino di un'economia che anche a Verona ha cominciato finalmente a riprendere. Grazie Lucia. È un sospiro di sollievo anche. Sì, sono rumori che ci sono mancati molto, nel senso che il caffè, la socialità per noi italiani è assolutamente importante. Va anche un plauso a chi, anche in un periodo difficile con linee guida complicate, si è rimesso in moto e ha riaperto questi esercizi, soprattutto in zone turistiche importanti come le nostre. Bisogna assolutamente rassicurare le persone, garantire che si può lavorare e vivere in sicurezza con un po' di prudenza. Quindi questi amici, questi lavoratori, questi imprenditori sono una risorsa importantissima, e spero che sempre più persone, sempre più turisti senza paura vengano sul nostro territorio scaligero. In realtà abbiamo fatto veramente il giro di quello che è il quartiere, ma in pochi passi veramente Verona c'è tutto. Questa strada viene percorsa veramente da milioni di persone, e milioni di persone sono chiamate al voto. È importante per rendere questa bellissima piazza ancora più importante a Venezia. Sì, io invito tutti il 20 e il 21 di settembre ad andare a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Troverete una scheda verde, io vi invito a barrare il simbolo di Giorgia Meloni e di scrivere Casali. Facendo questo il voto rafforzerà il nostro governatore Zaia, del quale siamo fedeli e leali alleati. Stefano, io ti ringrazio davvero, in bocca al lupo con questo saluto particolare, e in bocca al lupo davvero. Grazie e buon voto a tutti.